Beh, credo che la giovane età implichi anche delle responsabilità, guardare alla società dei prossimi decenni, saper affrontare le sfide che i nuovi trend demografici in atto ci chiamano ad affrontare. Per me è un orgoglio ovviamente essere il presidente dei Veneti, lo farò con correttezza, con lealtà, ma soprattutto con lo stesso stile con cui ho affrontato questa campagna elettorale, senza mai polemiche, senza mai attacchi agli avversari, senza mai cedere a provocazioni. Questa è stata la prima cosa che ho detto e soprattutto sarà lo stile con cui voglio affrontare questa sfida amministrativa. Ecco, che regione lascia Luca Zaia e quali sono diciamo così, gli aspetti più importanti che vorrebbe portare avanti? Beh, è una regione che è assolutamente orgogliosa, una regione che ha dimostrato ancora una volta di saper dare fiducia anche alla continuità amministrativa di Luca Zaia, con cui voglio collaborare fin da subito. Per me lui è un modello, è il motivo per cui sono entrato in questo movimento nel 2008 e rappresenta una figura di riferimento per il Veneto e per i veneti. Questo all'interno della coalizione, chiedo scusa, vi aspettavate un risultato del genere, questo testa a testa tra Fratelli d'Italia e Lega? Beh, ci aspettavamo un risultato importante come coalizione, i dati dei partiti sono andati in maniera interessante e positiva, noi continueremo a lavorare come coalizione nell'interesse dei veneti, credo che i risultati elettorali interessino molto ai partiti ma interessino poco ai cittadini, i cittadini hanno bisogno di risposte e noi vogliamo darle. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ottimo.